e ch'est in te stesse giornate e in tutte le province dal re Assuero, ai 13 dal 12 mese che venga stai al mese di Adar. C'è che l'estat sot alle la copie delle lettere che trattava di questi robis. Il gran re Assuero, ai governadors des 127 satrapis che vanno da Indie fin tremai all'Etiopie e a tutti che hanno a cuore il nostro ben, salut. Un evore oms, quanche la grande bontà dei loro benefattori se ingrume sul loro chiaf tanti onors, non arrivino a partorire che superbie, non dove a cirin di fau dal male ai nostri sotans, ma la loro abbondanza e è diventata per loro una chiame tan grande che cirin par fin di portaur pregiudizi a di che uran fatto dal ben. Non contents di far sparire la riconoscenza dal cur dai oms, in ciò caso da sunsure dal pleit di che neanche non sanno se calè ben, si illudin di fare a Dio, che vi ho detto, e alla sua giustizia, che do può concepire male. Così un slac di voltis ora capitata di che hanno in mano il potere, parve voluto mettere tes banche dai amici l'amministrazione dei loro da fas e per essi lasciare schialdà, di cui portare con loro il peso dal sangue innocente a presi di disgrazie senza rimedi. E tutto perché i ragionamenti falsi, di triste per natura, avevano menato fuori di Troi la grande buona fede di che comandino. Basta da me vergi voi, senza proprio l'in da ora fino alle storie di una volta, che vi appena motivato. Che lei nome so di vostre esperienze, c'è tanti sporcarii che hanno combinato che sterassate di sorestanze senza coscienze, per la quale ho procurato di comune denaro di assicurare a tutti gli uomini un reame pacifico e senza conturbis. Gambianze che va cambiato, e scrutinando con sempre più giustizia e scrupoli le questioni che non mettono sotto voi. Alle chiesto il caso di Aman, figlio di Amedate, il macedonese, per dire la verità, che non aveva né ard né parte con i nostri sangue persiani, e un evore lontano delle nostre benevolenze, che vi invia giù delle nostre porte tanche a un ospite. Poi ben, aveva saputo tanta approfittarsi di amicizie che ho vinto con tutti gli giornassis che si era proclamato nostri pari e all'era diventata la seconda persona del ream e tutti davano onore votansi partiere denanzi di lui. Stant però che non arrivava a stratignirsi te so superbie, al ciri di chiodinus il comando e la vita, e con un ragionamento falso in tutti i casi, al domandare la pena di morte per quel che non si aveva salvato e non si aveva fatto sempre e dome dal ben, per Mardocheo e per compagni dal nostro ream Ester, che nessuno non ha la fece di, e perdute la loro int. In Efies, lui si illudeva di che strade di ridursi di Besoi e di passare l'imperi dei persians tes mans dei macedonesi. No però, o ciatin, che giudeos che l'ho menat 3 volte accelerata voleva svinidriu, non domano son intate, ma è han lez, une più giuste di che altre, e son figli di Dio l'Altissimo, del gran Dio viv, che pal ben nestri e dei nostri svons, all'indrecce il ream viers dal più gran splendor. Si che dunque, o fasereis ben a non fasta des letteris benadis di Aman, figli di Amedate, perché lui, che l'ha combinato questi sporcaris, è stato picchiato attorno un pal, insieme con tutte le sue famiglie, alle sportis di Suse. Il chiastic più indovinato che Dio, paron di duce che succede, alla spesseata dai. O picchiareis invece una copia di queste lettere in ogni luogo, lasciando i giudeos liberi di là da ur di loro les, senza nessuna pore, che anzi, urdarei sulle mani per slontanare chi che voleresti implombare in torte giornate di persecuzione, venga stai ai 13 dal 12 mese che i disin a dar. Di fatto Dio, paron di tutto, ha voluto che queste giornate, in pen di segnare la rovina delle loro giornasie, si tramudasse per loro una giornata di allegria.
e voatris, giudeus, fra tutti les vostris sagris, faset fieste in queste grandi giornate, con ogni sorte di tauladis, perché sedi comò e per sempre, per noi e per i persians che us vuelin ben, il riguardo de vostre salvezze, e perché che non san in asse il riguardo delle loro rovine. Ogni città, e più in generale ogni luogo, che non starà a questi nostri comandi, e che sia edificata a fier e a fuoco, senza remissione. Gli uomini non potranno più mettere piedi, e le bestie salvadis e gli uccelli dal cielo lo odieranno per sempre. Una copia del befel che aveva di essi buttato fuori per ogni provincia e fu fatta conoscere a tutti i popoli, perché i giudei fossero pronti perché giornate a svendicarsi dai loro nemici. Così, a partire in i cursori sui cavalli del re, se ne os e sburtas dal comando del re, intanto che il befel veniva buttato fuori da Urman in te stesse città di Suse. Mardocheo si slontanò dal re con tunetoni reali di purpure e viole e di fil candid, con una grande corona d'aur e con un man di bis e di purpure rosse. Te città di Suse si scriulava di onde e tutti facevano feste. Per gli giudeus e fu una giornata di luce, di allegria, di gionde e di fiestone. In ogni provincia, in ogni città, per tutto là che arrivava l'ordine del re e il suo befel, per gli giudeus e era contentezza e allegria, gran gustas e fiestone. E un'evore di loro, dai popoli de tiere, si faceva in giudeus, perché la paura dei giudeus e era plombata per zore di loro.